e Filippo Gasmatano valori. Buongiorno, allora ci siamo, viva Radio 2, il nostro pubblico. Non vedo Fiorello ancora, non so dove sia. Pronto? Mi senti? Sì, ti sento, Fiore. Ce la faccio. Niente. Non Ti posso sento parlare, affranto. ti prego, non posso parlare. Ti sento molto affranto. triste. Triste? Hai letto i giornali? Sì, ma su cosa, scusami? Ti prego Marco. No, dai, su, non piangere, fa il bravo, dai. C'hai un'età, non piangere, dai. Non l'hai letto i giornali, infatti Sì, tu ma devi leggere i giornali. ma sono successe tante cose, cos'è ma che adesso c'è sta una in particolare. Cioè? Giorgino. Ah, lo so, l'ho letto, è stato allontanato dalla conduzione del TG1. Non puoi farlo, Mimo, ti prego, Mimo. Vabbè. Dai, su, chi c'è ora? Non lo so, Tiziana Ferrario. Ah, la Tiziana, sì. Nulla con vabbè. Tiziana Ferrario, ma io non posso non guardare quelle orecchie. Beh, del resto, Fiore, lui aveva anche fatto un'intervista dove si diceva che le interviste erano preparate, c'erano gli applausi finti. E allora, tu... Vabbè che lo facciamo anche noi di mettere gli applausi finti. Baldini si è allontanato da Viva Radio 2, adesso si è allontanato, domani ci sarà Max Venegoni qua. Vabbè, Ti prego, non scherzare, io adesso tenterò di entrare in studio perché sono qua, sono fuori col telefonino, fuori dalla porta. Lo so che non ce la fai. Non ce la faccio. Lo so, dai, ci sono cose più importanti. Di accendere il CD, il TG, sì. E non trovare più Little George, Little George, cioè Giorgino in inglese, con quelle belle, le orecchie. Ma sai qual è l'altro problema adesso? Ora, la Rai senza Giorgino. Cioè, la Rai senza Giorgino, capisci, con quelle orecchie, con quelle due parabole, allora che non ci sono più, la Rai si prenderà peggio, lo capisci? Si prende peggio. È vero. Va bene. Vabbè, dai. Arrivo. Mi aiuti dai. quando entro? Sì, non ti perché preoccupare. Presto, ti faccio fare un bel applauso io, sto non ti entrando, preoccupare. guarda, sto entrando, mi senti? Sì, eccolo Fiorello! Tiriamolo su un po', dai. Lo so. No, dai, su, adesso Senti, Baldini, sei fra amici. Guarda, ho fatto una cosa, ti giuro, quando ho saputo la notizia ieri sera, ho cominciato a piangere, cioè proprio a dirotto, e allora ti giuro, sai che io non sono uno capace a scrivere cose, eppure ieri sera di getto, di cuore, ti giuro, era la Orta che scriveva, proprio proprio la... scriveva. La mia Orta scriveva proprio, ha scritto una canzone, addirittura l'ho fatta di getto, e non solo, io non sono capace a usare aggeggi tecnici così, me la sono suonata io da solo, l'ho scritta, l'ho suonata, l'ho registrata, è venuta così come è venuta, io ve la vorrei far sentire. Una canzone su Giorgino. Sì, ma è bellissima. Senti, la volete sentire? La volete sentire? Sì, vabbè, sentiamola, va dai. bene, sentiamo. Beh, allegra non è. Non ci parlare solo. No, va bene. Se no non si capisce. No, dai, su. Due occhi azzurri, tra due orecchie grandi come trulli, la cravatta sempre addosso, anche adesso con un piede dentro a un fosso. Ti hanno silurato perché non si è incazzato. In fondo non avevi detto nulla, solo che quell'intervista era fasulla. E cosa sarà di Giorgino? Chi condurrà il TG1 senza il tuo bacino? Chissà a noi chi ci consolerà. È triste che tu ci hai lasciati soli, cosa soli, cosa sarà di Giorgino? E sono triste, chi aiuto, dai su, ritorna presto, senza il tuo bacino. Sembra una canzone degli Albatros. Chissà a noi chi ci consolerà. Ma che dici mai sarà? Mimu, pensaci tu. Eccola qua. Vabbè, dai, poveretto. Ho fatto il minimo indispensabile. Sì, esatto.
si è arrabbiato, lui. E al suo posto adesso arriverà Lupo Giorgetto, lo sai? No, era così per ridere, per scherzare, speriamo che facciano pace, anzi molto presto, perché insomma conosco tutti e due. Certo che lui ha detto quella cosa, però anche tu ti arrabbieresti se tu dicessi delle cose così. Esatto, io non diciamo una cosa subito seria, molto seria e bella per questa trasmissione, perché arriverà qui in questi studi. Finalmente, veramente arriverà un artista vero, un artista a 180 gradi, che dico a 360 gradi, cosa dico? A 900 gradi, che non esiste, cotone e delicato. Arriverà un artista che quando uno dice quello è un artista, che quando apre bocca è arte. Sto parlando di Massimo Ranieri, qui l'applauso che in questo momento si sente dalla macchina. Sì, è sul raccordo. Ciao Massimo, siamo qui. Ciao! Hai sentito? Siamo in collegamento con la sua macchina. Senti? Sì, ti sentiamo male. Io sto sull'autostrada, no, sto su una tangenziale. Lo sentiamo Massimo. Lo senti? Sì. Abbi pazienza, sto arrivando comunque, stai tranquillo. Ti aspettiamo, tranquillizza tutti. Ciao. Grande, la sigla, la possiamo mettere la sigla. Vai. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Signore e signori, Rosario Titano, Marco Aldini! Ecco arrivato il pullman da Salerno. È arrivato il pullman, vai. Sto caos, complimenti. No. Ale, eccoci. Ma quanti siete? Quanti ne siete? Quanti ne vedi siamo? Ecco. Bene, ci siamo amici radioascoltatori, oggi è una giornata veramente particolare, una giornata bellissima, si prospetta in questa trasmissione radiofonica. Everybody get down. Ormai grande ho preso artista. la sindrome di Federico Londese. Ciao ragazzi! Anche quando andava alla Conad, parlava così lui. Hai visto da quando ci viene a trovare Ciubecca? Qua? Ciubecca c'è tutto Guerre Stellari, film nuovo. È vero, c'è il film. Eccolo qua, Ciubecca. Buongiorno Ciubecca. No, fermo, qui non ci sono persone ecco. Sappiamo che ti manca tantissimo, veramente, Guerre Stellari. Lo so, non te lo fanno fare quest'anno. Lo so, chissà che. Vabbè, senti, ma ti manca Harrison Ford? No, fermo! Ti manca nel senso artistico, intendevo, è un grande attore lui, Anche Darth Fenner. No, che anche Darth Fenner no. Che schifo. Scusa, è andato via. È andato via. Ho capito perché l'hanno cacciato. Scusa. Ce l'aveva proprio con. Sì, con tutti del resto. Allora consentitemi di fare un saluto particolare, perché oggi, guarda, siccome doveva venire Massimo Ranieri. Sì. Massimo Ranieri, mia mamma. Chi c'è? Sì. Aspetta, chi c'è? Massimo Ranieri. E lui al telefono, ho sentito solo lontananza. In lontananza. E allora mia mamma, in perfetta in questo momento, è arrivata adesso qui con tuta di pelle. Tuta di pelle e motocicletta 10 HP. Certo. Cresta, capelli, piercing sulla lingua e tatuaggio sull'avambraccio, Massimo Forever. Scherzo, no, c'è mia mamma qua, allora siccome non viene spesso, quest'anno è la prima volta che vieni, ti volevo far dare un bel, scusa Cassini, c'è mia mamma, sei davanti come poi c'è la signora Sara che è la sua consuocera, c'ho tutto un angoletto dedicato, e poi c'è mia sorella Catena, che sai, il secondo nome Lucchetto, che e quindi fatto, poi quando arriverà Massimo poi dedichiamo canzone e facciamo cose. Bene, a questo punto è il momento della canzone, della musica con il maestro Cremonesi. Buongiorno, grande artista. Questo grandissimo artista, dicevo, che. Allora Cremonesi, che canzone c'hai preparato? È un pezzo di Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby di Galera, lo conosciamo 30 anni di Galera. Allora vai con Terence. Vai, sentiamo. Vai, cavernoso. Sì, cavernoso. Fortunately you have someone who relies on you.
We started out as friends, but the talk of you just cased me in. We started out ora vi racconto una cosa dopo, Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Il nuovo CD di Enrico Cremonesi. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Il CD con le ali. Birds ever looking to the sun before the day has gone. Oh, the light shines bright on a better day. Oh, stranger blue lives us alone. We don't want to deal with you. We shed our stains, shoring in the room that makes the rain shine my name. Hey! Bravo. Devo dire che sei talmente bravo che siccome mentre lui cantava con gli occhi guardavo mia mamma quando lui ha cominciato a cantare si è girato a destra, a sinistra e ha detto ma chi è che canta? Perché pensava fosse un disco così. A un certo punto gli occhi su Cremonesi e lì l'espressione si è di nuovo ritornata, cambiata sempre. Nel frattempo fischieremo per tutta la puntata perché è proprio una caratteristica nostra. Adesso ci colleghiamo con un nostro amico, un campione. Vai, chiamiamolo! Sentiamo Antonio Cassano. Vediamo se ci sono. Pronto? Pronto? Ciao Antonio. Buongiorno, sono Antonio Cassano. Buongiorno Antonio. Tutto a posto? Tutto a posto. No, volevo dire per quella cosa che avete fatto all'inizio, avete parlato di Giorgino? Esattamente. Oggi all'1:30 stavo su Telenorba. Ah sì? Cioè hai cambiato. Ah, lui stava già su Telenorba? Ma no, ma era uno che gli assomigliava. I miei cugini me lo dicono, era sì. lui. Ma no, dai. Era lui. Com'era triste? Un pochettino. Dava solo brutte notizie. Solo brutte notizie. Penso fighe per Telenorba, voglio che si sono presi. Senti, no, ti volevo ragguagliare su sta cosa, Vabbè. Bene. Come va? Tutto bene? La partita? Sta Roma? Ecco, lo sapevo. Vabbè, che te devo dire? Vabbè, anche ieri sera la Roma non ha vinto, va bene? Lo so, sono 12 partite senza vincere una, complimenti. Sì. Se in panchina ci mettevamo i miei cugini, che si chiamano? Facevano più punti. Sì. Ma perché scusa, i tuoi cugini me li consideri degli allenatori tu? E perché no? I miei cugini Cassonetta hanno imparato dagli allenatori più forti. Senti qua, senti cosa hanno imparato da Trapattoni. E vabbè, fischiano. Allora? Ha sentito? Sì. E senti cosa hanno imparato da Zeman, senti. Non si sente niente, non si sente proprio fumando, niente. Va bene, ok. E poi sanno bestemmiare in romanesco come Mazzone. Senti. Sì. Va bene, grazie così, grazie. Bene. Vabbè. Parliamo della prossima partita al derby, vai. Parliamo della Brusca. Il derby. Derby. Il derby. Non ho capito, succo di frutta? No, che succo di frutta? Dai, ragazzi, Roma-Lazio, dai. Roma contro Lazio, due squadre della stessa città. Il derby si chiama. Pronto? Sì. Sono rimasti un po'. Questa vocina che ogni tanto. Vabbè. Innanzitutto, visto come stanno andando Roma e Lazio, la bella notizia c'è. Sì, che giocando una contro l'altra non possono perdere tutte e due. Quindi... Esatto. Senti, ma ti stai allenando o no per questo derby? Hai fatto la battuta? No, perché scusa la battuta? Hai fatto una battuta. Tu volevi far ridere, dicevano gli fa sparo questa e lui voleva far Perché lui non sa allena. È vero che... Ma chi è che ride così là fuori? So, c'è una specie di antifurto che ogni tanto scappa. Arriva fino a qua, No, è una battuta bella e buona, allenarmi. Certo. Io, Antonio Cassone, spendo milioni di euro all'anno e mi alleno. No, figurati. Il genio non ha bisogno di allenamento, ma secondo te, scusa, Michelangelo si allenava prima di scolpire la Divina Commedia? Aspetta, che Divina Commedia? Ha fatto la pietà. Secondo me ha fatto la pietà. Questa
questo è un tuo parere. Perché? È un tuo parere. Ma è un tuo parere, voglio, è un tuo parere. Se fa pietà o compassione. Vabbè. Okay. Ma vogliamo discutere pure Michelangelo? No. Io non parlo perché la Divina Commedia è un quadro che non conosco. Certo. Non mi interessa di cultura, non sono un culturista, voglio. Certo. Invece i cassonetti sì. Sì, Sì, poi appiccia a Ferrur e li accompagna a visitare una bella mostra a Firenze. Ah, la mia città, qua. Di che mostra si tratta? Di tua sorella, voglio. Grazie. Senti come ride. Grazie Antonio Cazzano. Fuori, grazie, ciao. Mamma mia. Giovanotti, te la ricordi questa? Cos'è la versione di ieri questa? Sì, questa è una versione che ieri ha fatto Giovanotti. Aspetta, farla partire. Ha fatto Giovanotti ieri, per chi non avesse ascoltato la puntata. Abbiamo avuto una telefonata di Giovanotti. Poi a un certo punto io gli ho detto: Giovanotti, sì, oh ragazzi, io ho messo il pezzo, ho messo la canzone, e lui dal telefono ha detto: ce l'accompagni per un po'? E lui al telefono ha fatto questa versione. Sentite. Questo è il pubblico di ieri che applaudiva. Che stai facendo? Ascolto Viva Radio 2. Che cosa cerchi? Cerco la frequenza. Hai uno scopo? Sì, ridere. Dove ti trovi? Qui alla Universal a Milano. Come vivi? Bene. Di dove sei? Sono italiano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno? Questo sorridente. Ma non per questo stanco. A cosa pensi? A Fiorello. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti, in questo momento molto alti. Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace. Ho fatto anche il sax. Viva Radio 2, Fiorello e Baldini. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Rido di me, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace tanto. Viva Radio 2. Viva Radio 2. Viva Radio 2. E vai con Lorenzo. Grazie Lorenzo. Che sarà qui, quando sarà qui? Lunedì? Lunedì, non questo, l'altro. Cos'è, il 20? Il 20? Il 20 lunedì, che sarà? Vediamo, il 20 lunedì? Bene. No, 23. 23. Il 23. Sarà qui, amici ascoltatori, il 23. Sì. Che bella sta cosa fa. Sembra Nel frattempo Massimo Ranieri sta capendo adesso dove sta arrivando. Forse fa retromarcia. Secondo me fa retromarcia. Ma prima una notizia che ieri ha mandato panico a Washington. Il piccolo aereo è entrato dentro il cerchio di sicurezza aereo della Casa Bianca. Ma noi ne vogliamo sapere di più e mostro inviato. Ce lo possiamo permettere, abbiamo solo quello di inviato all'estero e quindi mostro perché è brutto, mostro inviato. È brutto, si chiama mostro. Dai, sentiamo allora questo piccolo Cessna che ha invaso i cieli americani sopra la Casa Bianca. Mostro inviato. Vediamo se c'è. Pronto? Buongiorno, mostro. Mi trovo a Washington, capitale degli Stati Uniti d'America, e sede della Casa Bianca, moneta ufficiale il dollaro, temperatura 25 gradi e qua sono le 8 del mattino. Va bene. Senta, mostro, ma cos'è accaduto? E che ne sapevo io che quella era la Casa Bianca? Ma com'è? Era lei allora a bordo dell'aereo? Volevi che fosse, scusa. Ecco. Allora, stavo svolazzando col mio aereo, ovviamente l'aereo più mostro. Del mostro, perché proprio è un Cessna. Certo, proprio più brutto di quello. Allora, com'è successa la cosa? Niente, avevo comprato un navigatore satellitare al casello di Napoli. E mi stavo orientando verso Roma. A un certo punto ho visto un edificio bianco, dico, guarda, il Vaticano. Poi però non ho visto che c'era una piscina con un uomo nudo che prendeva il sole con un cappello da texano. E allora lì... il Vaticano non poteva essere. Mi sono insospettito. Certo. E poi che è successo, mostro? Che cos'è successo? In un istante mi si sono affiancati 5 elicotteri militari che mi gridavano go down. Go down. Io gli ho risposto assorta. Certo. E mi hanno fatto atterrare. Certo, vabbè. E quando niente, quando mi hanno visto sono scappati tutti. Meno male. Mostro, lei si deve ricordare che è brutto. Brutto? Sono talmente brutto che quando sono nato mia madre l'hanno pulita con la carta igienica. Dunque il male. Beh, insomma, dai, se li ha spaventati, mica male, se ne sono andati, insomma.
Comunque meno male. Sì, se ne sono andati. Chi? Ma poi sono tornati. Con i carri armati. Pure? C'era tutta la rossa via al completo. E com'è finita? Adesso mi trovo in questo strano edificio. Un edificio? Non so che cos'è, c'è scritto Jail. Jail, in prigione, scusi, l'hanno messa. Mi sembra di sì. Sì. Mi hanno messo in compagnia di questo strano individuo. Che individuo è? Una maschera. Una maschera? Forse è più butto di me. Come si chiama? What's your name, scusi? Sentiamo, what's your name? Hannibal. Hannibal. Conosci? Stia attento, mostro. Si sta avvicinando. Buono. Si sta avvicinando? Buono, Annibale, fermo. Hannibal. Sì? Ehi, mostro! Stia attento, quello morde. Adesso non più. Perché? Mi ha dato una testata, non lo sapevo. Dal mostro via del tutto lo studio. Grazie al mostro. Dal mostro inviato. Dacci un taglio, hai capito? Hai capito? Dacci un taglio, hai capito? Ladies and gentlemen, Mr. Massimo Ranieri. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma ci hai sentiti nel frattempo? Sentite il mostro che è andato lì col suo Cessna. Fantastico. Dico, io quando parlo di Massimo Ranieri, una volta ci incontrammo. Ti posso interrompere una volta? Siccome vengo da Tor Vergata, per questo ho fatto ritardo, perché Maurizio Scaparro, che è stato il mio regista per 20 anni, abbiamo collaborato insieme, stamattina gli hanno conferito insomma la honoris causa. Un grande applauso a Maurizio. Maurizio, complimenti, grazie. Grazie signor Maurizio, non lo conosco. Maurizio Scaparro. Eccomi qua. Allora, stavi dicendo i primi inizi nostri. Io quando vedo Massimo Ranieri in azione rimango estasiato, perché lui va addirittura dal ballo. Io gli ho visto ballare il tip tap a lui. Se tu mi devi ancora un caffè comunque, perché mi hai fatti che scherzi che la sera, perché quale? Del tip tap. Ma sei bravo, guarda che posso dirti una cosa, mi date un microfono? Da carogna. Mi date un microfono? Alla radio me lo facciamo ballare? Sì, il tip tap in radio, non si è mai fatto mai. Gli mettiamo il microfono vicino ai piedi, che come facciamo? C'è la moquette, non ti preoccupare, uno bravo pure che la moquette suona. Allora fa la scalza. Pronto, proviamo Massimo, attenzione, lì sul posto, Ma non so se suoni, Fidati, tu suoni qualsiasi cosa tu possa toccare, la suoni. Attenzione, silenzio, vai. Ammazza se si sente. Basta Massimo, va bene. È stato un momento radiofonico eccezionale. Da vecchia man spettacolo. Quei numeri da vecchia man spettacolo. Incredibile. Non so cosa sia venuto fuori. Guarda, ma ti ricordi Stasera pago io, quando facemmo quella canzone lì bellissima? Facemmo demmo la ricetta della pastiera napoletana sulle note di Perdere l'amore. Allora io che cosa ho fatto? Mi sono preparato di nuovo il testo. No, fantastico. Allora, mi ricordo la iniziavo io e tu poi entravi così. Seguite il testo, chi segue il testo può fare la pastiera napoletana. Attenzione. Che è? È lunghetta, eh? Sì, adesso abbiamo tempo. E adesso la farina in una casseruola col burro e poi via via la scorza del limone. Ti chiesi la tortiera e tu la desti a me, che a fare la pastiera credevo fossi un re. Sbattere le uova quando si fa sera, devi amalgamarle, poi frullarle più di un'ora. Occhio, può impazzire, può sgonfiarsi il tuorlo, perdere una torta e avere voglia di morire. Lasciami spianare
la foglia si fa velo, prendi la ricotta ed il grano saraceno, mettici canditi ad uno, spezza la cannella per benino ed avrai il dolcino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, scordavo gli ingredienti, chissà che ci mettevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme un uovo troppo sodo che non andava bene, allora caccia fa, Massimo? Metterla nel forno, lascia la pastiera, guarda sul tuo viso dove c'è un candito che non c'è. Ah sì, scusa. Provi ad aspettare, fai l'indifferente fino a che ti accorgi che è già pronta ed invitante. E al vai a sfornare, soffi perché scotta, tagli la tua fetta e poi bissi in tutta fretta. E se ingrassi e non sei figurino, dire è tutta colpa del destino. E ho nel bacino le maniglie Bella storia della pastiera. Scusa Massimo, noi abbiamo un angolo dedicato ai bambini. Purtroppo sì. Anche del tuo CD, soprattutto ai ragazzi, perché adesso l'abbiamo un po' allontanato, ma sta ritornando prepotentemente. Eccolo qui che entra, il nostro Mucciaccia. Art Attack. Con la sua felpetta rossa e gli occhialini tondi. Ciao. Complimenti a Massimo Ranieri. Bene. Grazie. Io solitamente la pastiera napoletana la faccio con la carta igienica e la colla vinerita. Certo. È per questo che stai male di stomaco, Vabbè. Ciao. Benvenuti ad Art Attack, dal vostro Giovanni Mucciaccia, il fidanzato ideale di tutte le ragazze d'Italia, dagli 8 agli 80. L'importante è che respirino. Certo. Sono un bravo ragazzo. E anche morte finché sono calde, andiamo. Sì, sono un bravo ragazzo. Sono talmente bravo che quando uno tossisce io gli metto la mano davanti alla bocca. È per questo che ho sempre la mano umida. Ma che schifo! Avete un attacco d'arte? 14. Siete pronti? Bene. Vai. Allora, andate a Milano in Piazza del Duomo. Un attimo. Ci vuole. Se uno è di Canosa. Sì. Devo aspettare. Sì, certo. Ora c'è la coincidenza. Sì. Presa. Arrivare alla stazione. Ecco, fatto? Sì. Bene, adesso grattugiate tutto il polistirolo che trovate alla Rinascente. Cosa ci vuole? Che sai, fuori c'è sempre del polistirolo. Sì. Fatto? Sì. Bene, ora prendete le 6 tonnellate di polistirolo e mettetelo sulle guglie del Duomo. Sopra però. Certo. Certo? Sì. Fatto? No? Fatto? Ora convocate 130.000 soffiatori di vetro e fategli fare una palla di cristallo intorno al Duomo di Milano. Cosa vuoi che... In Italia saranno 20 che fanno il soffiatore di vetro. Un attimo, ci vuole un po' di tempo. Sì, bisogna andare all'estero a prendere. Quando metti il vetro sopra le guglie, delle volte lo rompono e si deve riprendere. Certo. Quindi... Adesso fatto? Sì. Riempire la sfera gigante con dentro il Duomo con tutta l'acqua dell'idroscalo. Che ci vuole? Solo una piccola motopompa. Certo. Avete una motopompa? In tasca, guarda, ce l'avevo. Fatto? Radunate tutta la popolazione di Milano e Interland e fategli girare più volte la sfera. Così. In modo da ribaltarla una volta di qui e una volta di lì. Bravi! Avete realizzato il Duomo di Milano che se lo giri scende la neve di dimensioni naturali. Bravissimo. Una roba facile, bambini, non lo fate, non lo seguite.
Nel frattempo vi volevo ricordare che se vi sintonizzaste, come si dice, vi navigaste, se andaste, se vi connetteste con il sito di rosariofiorello.www, chiocciola lì ci sono dei filmati nuovi, perché io aggiungo dei filmati. C'è un filmato col padre di Baldini che è meraviglioso, che canta. Poi c'è un filmato su io e una Ferrari Formula 1 vera di Montezemolo. Mi sono trovato a cospetto di una Ferrari di nascosto a Montezemolo. Ho fatto una cosa alla Ferrari che si vedrà solo sul mio sito, perché se no mi arrestano, e basta per il momento. È una comunicazione. Invece volete sapere tutte le corse dei cavalli, come vanno le cose, il sito di Baldini.it. Lì se azzeccavo ero qui, secondo te? Ecco. Marcobaldo.com esiste veramente. Ma torniamo a noi, all'artista. Ecco. Massimo Ranieri, io sono curioso perché voi dovete sapere che Massimo Ranieri è stato chiamato da Claude Lelouch, regista francese, per un film, è vero o no? Sì, è una sua trilogia, per adesso ne abbiamo fatti 2. Cosa 2? 2 film. Con lui? Sempre con lui? Sì, sempre con lui. Ma con attori francesi? Tutti attori francesi. Chi c'è? Come si chiama? No, c'è la sorella di Emmanuelle Signé, che lei si chiama Mathilde Signé. Sì. Emmanuelle sarebbe la moglie di Polanski. Sì. Lei invece la sorella è un'attrice di teatro molto brava, e poi sono tutti attori teatrali francesi, tipo Claudio Amendola. Exactement. Ma dis-moi, excusez-moi. Oui, dis-moi. Ma vous parlez français normalement? Come se niente fosse. Vraiment? E vous, come facevate nelle scene? Nelle scene quando ero sulla scena? Oui. Je parlava. Lui parlava? Francese. Io parlavo francese. Un petit peu. Non piccolissimo. Un petit peu. Ma proprio piccolissimo. Accento napoletano. Leggermente. Com'è Claude Lelouch? Claude è una persona meravigliosa, un grande cineasta, ma è soprattutto un grandissimo uomo di una grandissima umanità. Sì, ma come mai nel senso, come mai? Perché sei bravissimo, come mai? No, pure io me lo chiedo, ma come mai? No, perché può sembrare. No, non è una gaffa, no, io me lo sono chiesto anche io, ma come sei finito? Tu stai in Italia, a Napoli, e ti ha visto da qualche parte? Lui mi ha visto a Parigi in teatro quando ho fatto Pulcinella. Ti sei chiuso a Parigi a fare Pulcinella? A Parigi, Napoli, Francia, Napoli, capita la lingua, la stessa. E facevo Pulcinella. E facevo Pulcinella. Lui è venuto in napoletano. Issa ha capito tutte cose, chiaramente parlava in napoletano, chiaro. Ha capito tutto, e dopo 5 anni si è ricordato di me, perché lui stava già scrivendo questo film, che poi sarebbe la vita di Jacques Brel, suo grande amico. Esattamente. Ed è la storia di Jacques Brel, praticamente. Tu fai Jacques Brel? Io sì, ispirato liberamente dalla vita di saresti di tu, quello che canta. Esattamente, però io sono un italiano che ha successo all'estero. È sempre un piacere. Jacques Brel, toglietemi tutto. Tutto, ma non il mio Brel. Ma non Jacques Brel, perché... ma non Jacques Era Brel. quello, Toglietemi tutto. Ma possiamo scherzare su Jacques Brel? Non si può. Jacques Brel, tu la sai canzone di Jacques Brel? Guarda, c'è Cremonesi che da lontano fa così. No, non sai, ma chi. Allora, posso dirti una cosa? Ti dico questo: allora, senza musica, con un effetto reverbero a cappella, Massimo Ranieri a Viva Radio 2. Vai. No, ma io non la conosco. Come la sai? No, nel senso, ne me quitte pas, il faut oublier. E poi? E poi finisce là. È quella la canzone. C'è una versione anche che ha fatto Gigi Proietti, che fa non me romper ca. Che Bonolis la mette sempre Bonolis. No, diciamo una cosa, però in tutto questo però Massimo Ranieri ha fatto pure un CD che c'è la nostra Ne me quitte pas, se vuoi, che è tu sì una cosa grande del nostro. Bravo, che ha cantato il grande Domenico Modugno. È sua. Visto che lui l'ha cantata e lui l'ha composta. Chiedo un attimo. Maestro Cremonesi, lei che è di Milano Linate. Giambellino, grazie. Giambellino, scusi. Ha mai suonato Tu sei una cosa grande? No. Benissimo. Ci proviamo? Proviamo. Si lanci, si napoletanizzi. Sì. Massimo Ranieri, tu sei una cosa grande. O si smilanizzi. Yes, o si smilanizzi. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te.
vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicuro tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, che pure tu ti stai tremando. Dillo che mi vuoi bene, come voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, e via discorrendo, una cosa che tu stesso non sai. Continua. Una cosa che non hai già avuto mai, una bene così grande, così grande. Massimo Ranieri, arriva Radio 2. Grande Modugno. Grazie. Va bene tutto. È Moretti va bene, questo. sono Nanni Moretti. Nanni, buongiorno. Adesso parliamo pure di Claude Lelouch. Sì, e allora scusi. Mi ricordo ancora quando veniva a ripetizioni dalle 3 alle 4, gli facevo ripetizioni di primo piano, me lo ricordo che lui lo sfocava sempre. Ah sì, lei invece... adesso gli fate i santini. Lei gli ha insegnato. Vabbè. Sì. Siamo noi di Radio 2, buongiorno. Le disgrazie non vengono mai da sole. Perché scusi? Allora stavo leggendo, chiedo scusa se ho interrotto il vostro teatrino. Stavo leggendo sui quotidiani di quella patetica manifestazione che si sta svolgendo a Cannes. Un oltraggio alla storia del cinema. Ma lei si riferisce al Festival di Cannes? Assolutamente sì. E allora? Lo sapete cosa ha detto Kusturica? Lo sapete? No, il presidente no. In qualità di presidente del festival ha detto: da stasera divento il comandante, il mio nome è Signor Cinema. Ma no, fermo Moretti. Scusi. Comandante. No, Moretti. Scusate la volgarità. Ecco, scusate, ma la volgarità chiama volgarità. Ma perché così arrabbiato, Moretti? Ma come perché? Non lo so, ce lo spieghi. Io allora, presentano il film del coreano Kim Ki-duk, un cineasta asiatico minore. Non hanno preso in considerazione il padre della filmografia coreana. Chi è? Il Kim più famoso. Come si chiama? A lei non lo sa? Io faccio finta di non vederlo. Il Kim più famoso? Sì. È Kim Mi-sin Cool. Cosa ha fatto di così famoso questo? Scusate, non conoscete il suo capolavoro Chicchi di riso? No, non lo conosco, scusi Moretti. Di cosa si parla? È un lungometraggio di 6 ore con un primo piano su una mondina in una risaia coreana che conta i chicchi di riso a uno fino ad arrivare a 6.724.001. È bello. Memorabile la scena in cui la mondina a metà del conto inciampa e deve ricominciare da capo. È una metafora della vita. Vabbè, con la morte nel cuore ti saluto. Grazie a Nanni Moretti, grazie. Mamma mia. Chissà, dovrò chiamare Ermanno per sentire se al Sacher lo proiettano davvero, chicchi di riso. Scusa Massimo. No, figurati. Ogni tanto, sai, lui ha sentito le luce. È andato un attimo, lo posso capire. Guarda, devo dire che questo CD, ho visto la griglia, come si dice, la griglia di partenza di questo CD, di quello che uno se lo piazza, perché ci sono dei grandi classici che sono poi stati ovviamente rifatti c'è una bella copertina, c'è un cappello bellissimo qua, una cosa meravigliosa, e ci sono pezzi come la nuova gelosia. Sì, che è una canzone del fine Settecento. Fine Settecento. Poi c'è Decite in cielo Vuglie. Con Noah. Questa è in coppia con Noah.
Il tennista? No, ma che tennista? Lo so, ho fatto una battuta. Cremonesi, ho fatto una battuta. Lo so che no, è la cantante quella lì. Quella che gioca nel Liverpool. C'è la famosa arca di Noà, lo sai? Certo, tutti. Scusami. Beh, Decidecello voi la fece pure alla Insorrente, ti ricordi? Decidecello, sta compagna basta! La faceva tutta così, sì, un urlo spaventoso. Era il periodo. Non c'è potuto sulle fantasia! Capezza sempre! È tutta vita mia! È vero, ricordi? Un urlo ma come fai a ricordare? Tu sei un ragazzino. Ragazzi, io sto compiendo 45 anni fra qualche giorno. Sì. Lasciamo stare. Una settimana fa sai quanti ne ho fatti? Quanti? No? Il tuo al contrario. Il tuo numero al contrario. 54. Esatto. Bravo. Si vede che usi olio cuore, Si vede. E salti la staccionata. Esatto. Io me lo vedo così, Massimo Nania, sempre di traverso, sai, che c'ha sto Pensa che è la staccionata che salta Fiorello. Ma ti ricordi come dici Dencello voi quando la versione più classica che tu potresti accennare adesso, ma proprio deve essere esagerata, quasi barocca. Come dici, come proprio aspetta, un accordo, dimmi un accordo, quale vuoi? Che vuoi? Mettetevi d'accordo. Ok. La compagna nostra che pregno sogna fantasia. Signore, questa è la Salerno Reggio Calabria. Cioè, ha detto una parola sola, Qui Radio Baghdad, l'ora del muezzino. Però hai fatto anche canzoni, hai fatto canzoni come ad esempio Torero. Cioè Torero è bellissimo, io forse c'ho anche un testo, sai? Forse a trovarlo. Tu l'hai cantata, vero? Ce l'ha. Eccola qua. Questi basetta sudamericano con musica lavagna cammazelle picché Torero, Torero, olè. E poi faceva come fa? Tu pierdo suono un coppo il giornaletto e mamma ti minaccia e pata ti s'arraggia. Da fanno gira capo sti fumetti, guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in sto torero, che si piazzato in capo sto sombrero, dice che si spagnolo e non ne aveva, che nacca in da sacca vai a ballare, mescolando bollere e ciacciachi un brugnato nero. Così basetta sudamericana, conosci caravane a cammazelle picché, Torero, Torero, olè. Dobbiamo viaggiare, Massimo, per cui l'Onda Verde si collega con noi. Sì. Vai con l'Onda Verde. Buon viaggio. Onda Verde. Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Buongiorno Marina Flaibani del CIS. Buongiorno Marina, bel trucco e che acconciatura oggi. Hai notato, vero? Sì. Vengo direttamente dallo studio fotografico. Come mai? Abbiamo fatto il calendario di Onda Verde. Io ho fatto il mese di gennaio in una posa a Sadomaso sullo Stelvio con obbligo di catena. Va bene. Hanno partecipato anche altri colleghi? Certo, nella foto del mese di agosto c'è Bernardino Lattanzio nudo con la scritta Long Vehicle sulle parti basse, abbracciato a Michela Macioce su un'auto articolata in una piazzola della Salerno Reggio Calabria. Ma la foto più bella è aprile, Alessandra Delle Monache in topless nella cabina di un Iveco Turbostar piena di foto di camionisti. Belle immagini, ma vogliamo passare alle notizie, grazie. Certo, sulla statale E45, lo svincolo di Bastardo, c'è uno che butta chiodi sulla strada.
Nella zona di Venezia problemi perché ci sono poche strade e troppi canali. L'assessore al traffico ha detto dobbiamo colmare questa laguna. Certo. Sulla A3 Reggio Calabria procedono con lentezza i lavori per il rifacimento del manto stradale a Pizzo Calabro. Lo stanno rifacendo all'uncinetto. Sul grande raccordo anulare per eccesso di velocità hanno tolto 10 punti ad Alba Parietti e le è caduta una mascella. A Ospitaletto, a causa della chiusura di una corsia, non si accettano più ricoveri. Bene. Abbiamo trasmesso Onda Verde in collaborazione con ACI, AISCAT, ANAS, Asteroide, Hasta la vista, Hasta attento, a stasera con la prossima edizione di Onda Verde. Grazie a Marina Flaibani. Allora, caro Massimo, bello. Questo CD quando esce è uscito? Perché noi è uscito da 5 giorni. Quindi va ancora, molto bene, è ancora fresco, vergine, sì, chi ama bisogna sverginarlo, questa musica, nel senso di comprarlo. E poi è anche difficile perché aprire un CD delle volte è impossibile, puoi finire dallo psicologo, sì. Tu c'hai un CD, ora lo apro, quando non trovi la linguettina cominci col dito jeans, chiavi, coltelli, e lui resiste delle volte. Niente. Se tu vedi tutti i CD che io ho a casa hanno tutta la copertina sgarraggiata, dice, tutta unghiata, perché poi non solo rompi il cielo, ma rompi anche la copertina e la plastica. Non lo fate. Qui nella copertina c'è anche la faccia di Massimo Ranieri che non va perduta, quindi acquistatelo quando siete in autogrill, che ne so, da qualche parte, che è bello. Il CD in autogrill uno lo prendo, lo scatto, lo metto, lo sento. E lo sente subito. Detto fatto. Bene, adesso noi abbiamo un appuntamento con la cultura. Sì, quotidiano proprio. Massimo non fa per me, allora posso. Ma neanche per noi. Posso chiederti una cosa? Chiedi. Tu quanti spettacoli avrai fatto? Tantissimi spettacoli teatrali, ne hai fatti tanti. Tanti, abbastanza, sì. Tu ti ricordi un tipo 40 secondi di un qualcosa, tipo Pulcinella, una cosa che facciamo il teatro alla radio, non si è mai fatto. Un pezzo, metti a fuoco, un pezzettino che dici c'è il pezzo quando quello è e dice. Così sentiamo un po' recitare veramente. È il momento in cui prendo spunto dal tuo suggerimento, Pulcinella. È il momento in cui Pulcinella, alla fine di questa farsa rappresentazione, perché lui si rende conto di essere trattato come un buffone vero e proprio, non come attore né come uomo, e si presenta davanti al pubblico di Parigi e dice: popolo di Parigi, popolo mio virtuoso, so Pulcinella e da Napoli vengo. Io dovevo farlo pittore, è un uomo dell'Otoneva, Michelangelo, e avrei potuto pittare la barba e i baffi alla luna, e invece oggi fatto l'attore, e poi via discorrendo. Pensa lì in Francia. Massimo, bravo. E poi lì a un certo punto entrava Carla Bruni. Carla Bruni, guarda, faceva che volgarità! Noi in quanto a cultura abbiamo uno scrittore che ci viene a trovare spesso, il creatore di Montalbano, siciliano, il maestro, grande fumatore anche, il nostro maestro Andrea Camilleri. Che meraviglia. Maestro, buongiorno, come sta? Good morning. Come mai in inglese oggi? Lo sto studiando. Devo presentare il mio nuovo libro a Londra. Sì. Sentiamo un po', dai. Allora, I smoke. You smoke. Tu fumi. He smokes. Fuma. Perché alla terza persona ci si aggiunge la S de sigaretta. Certo, ma potrebbe usare qualche altro verbo. Conosce qualche altra frase in inglese? Certo. Certo vuol dire certo. The cigarette is on the table. Vabbè, la sigaretta è sul tavolo. Poi the lighter l'accendino is near vicino the cigarette. Le sigarette, ma non si può mica presentare un libro di inglesi solo con le frasi sul fumo, io infatti non lo presento il libro. No? Lo presento all'editore. Certo. Perché dentro non si può fumare. Allora? Io aspetto fuori e certo. fumo. Scusi, ma allora cosa c'è andato a fare in Inghilterra? Che domanda mi fai? Che ci vado a fare in Inghilterra? Sono qui per il famoso fumo di Londra. Certo. Ma incontrerà qualche personaggio famoso? Chi?
Camilla Parker. Ah. Una grande fumatrice. Fuma anche lei? Questo vuol dire sì. Ma l'ha vista in faccia come convenato. Sembra la mummia. Addirittura. Di un coccodrillo. Va bene, via, ci parli del suo ultimo libro. Ho voluto fare una cosa leggera. Sì, proprio. 190 pagine. Ah, ecco, proprio. Purtroppo le pagine erano finite. Ogni tanto le uso come cartine. Certo. Vabbè. Allora, Montalbano si trova davanti a una sequenza di immagini terribili. Addirittura. Nonostante la sua lunga esperienza, non riesce a reggere lo sguardo su ciò che ha da fronte. E a ogni scena, istintivamente, si porta le mani agli occhi e abbassa lo sguardo. Ma come si intitola sto libro? Il libro si intitola Montalbano guarda profondo rosso. Grazie ad Andrea Camilleri. Adesso ci troviamo a Milano, caro Massimo Ranieri, Cologna. C'è Mike. C'è Mike, buongiorno. Non so oggi come sta. Genius. Succede. Fantastico. Chi lo sa? Chissà chi lo sa. Me lo saluti? Sì, sentiamo se c'è già la musica del collegamento. C'è. Cologna Monzese, Mike Buongiorno e Genius. Siamo un po', abbiamo la spia. Eccolo. Oggi non voglio sentire manfrine. Mamma mia, che? Sono in verso, va bene? Ecco. Forza. Allora, la Daniela ha iniziato a farmi fare la dieta, ok? Perché dice che ho messo su le maniglie dell'amore. Ma cosa me ne frega? Ecco io. Ho 80 anni. Certo, questo è un po' di maniglie. Allora, per colazione mi ha dato 3 cereali. 3. Separati in 3 piatti diversi, vi rendete conto? In modo che avessi l'illusione di mangiare più cose. Così certo, così. Per pranzo, pensate, mi ha messo davanti un asparago e una carota lessa. C'era talmente tanta tristezza su quel tavolo che la tovaglia a fiori è appassita. Vado avanti, amici ascoltatori. E so già cosa mi aspetta per cena. Cioè? Un merluzzo bollito. Mamma mia. Pensate che tra l'altro, adesso ve lo voglio proprio dire, non è stato neppure pescato. No? Si è suicidato da solo. Mario Bianchi, vada via al chiuso. Adesso lo dico, te l'ho detto. Ho fame, va bene? Pensa che stanotte ho sognato che rincorrevo una matriciana che mi scappava. Cosa c'è? No, niente. Pensa, mi sono svegliato tutto sporco di sugo e di pomodoro. Oggi sono incazzato come un'istrice. Va bene, non facciamo la. Dunque manda la sigla e non parlare. Forza. Buonasera e benvenuti a Genius, il capponato dei piccoli geni. Scusa, cosa? Perdona, mi hai detto il capponato al posto di campionato. Lo vedi? È un lapsus freudiano. Certo, ho detto capponato. Se avessi qua un cappone me lo scaraventerei. È l'esofago, amici ascoltatori, intero, con piume e becco. Vabbè. Fate entrare il piccolo companatico. Ho detto companatico. Sì. Vado avanti, vabbè. Oggi si va così. Allora, me lo fate entrare? Eccolo qua. Allora, come ti chiami? Giacomino. Eccolo qua. Siamo belli in carne, I tuoi genitori ti hanno allevato bene, Sei bello triputello. Da dove vieni? Da Modena. Quella Peppa, la patria del culatello, amici ascoltatori, Dai cappelletti al prosciutto e lo zampone, Ti piace il culatello? Sì, guardi qua, ho in tasca un panino col culatello. Mia mamma me l'ha dato per merenda, lo vuole assaggiare? Vade retro, creatura del demonio, brutto serpente tentatore, solo con l'odore del panino potrei svenire. Allora cambia discorso, quanti anni hai? 10. La mamma dice che cresco bene perché mangio tanto. Mi dispiace se do un morso al panino. E a te dispiace se ti prendo a criccate? Allora lo vuoi capire o no? Che per me
La visione di tutto quel ben di Dio è una tortura costante, amici ascoltatori, colpo di sé. Così. Mario Bianchi, per favore, sequestrate il panino a questo cinghialotto, forza. Dai, forza, adesso possiamo continuare. Che scuola fai? Quarta. La quarta alimentare, No, casomai elementare. Oggi andiamo a finire sulla prima pagina del Corriere della Sera, lo sento, Non mi devi correggere, va bene? Il presentatore sono io, questa è l'ultima volta che te lo spiedo. Hai detto spiedo al posto di spiego. E tu ci vuoi finire allo spiedo? Guarda che fa male, non tanto quando entra dalla bocca, va bene? Ma quando esce dall'altra parte. Allora non mi interrompete, passiamo alla domanda. Sei pronto? Brutto, piccolo, insaccato, rancido. Forza. Sì, signor Mike, ma io ho un po' fame. Aia, ancora. Ora si arrabbia, Allora, se parli ancora di fame, appetiti, tavole, languori, tovaglie, merende o anche solo se deglutisci, io ti disosso, va bene? E ti faccio flambé, hai capito? Forza, adesso passiamo subito alla domanda. Allora, quale di questi tre fiumi scorre in Lombardia? Ma che Lombardia? È italiano, Lombardia. Ti do tre opzioni. Sentiamo. L'olio, l'aglio o il peperoncino. E allora me l'ho fatta apposta. Oh, dai, rispondi. Che buona! La pasta agli olio e peperoncino! Mia mamma me la fa sempre! E come secondo mi fa le salsicce col fagiolo e l'uccelletto! Mai, guarda che il cannibalismo è un reato, mai! Cannibalismo? È quando uno mangia un suo simile, è giusto? Sì. Ma questo piccolo involtino con le gambe assomiglia a un verro. Allora, Mario Bianchi, ce l'abbiamo la maionese? Passami la forza. Dove scappi? Vieni qua, piccolo timballo di bambino. Tanto ti prendo. Vieni, piccolo spezzatino vivente. Lo sai che ti voglio mangiare al sangue. Vieni. Sputa il bambino. Sputa il bambino. Grazie. Sputa il bambino non è male. Levatelo dalle braccia, Mike, per cortesia. Levateglielo. Ecco, bravo, Mike. Ti senti meglio adesso? Che schifo! La puntata domani, la prossima volta ti digerisco, va bene? Grazie, Mike. E siamo arrivati ai saluti. Viva Radio 2, programma con Fiorello. Il maestro Cremonesi nella parte di Giacomino il bambino. E poi ancora Marco Lolli in regia. I nostri tecnici Alessandro Cesolini, Gino Savini. E poi la redazione Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano. I tecnici Cassini, Dirisio, Taddia, Bozzi. Sembra la formazione. Volevo ringraziare allora ancora il nostro Massimo Ranieri e volevo ricordare che la canzone Tu sei una colonnata era stata richiesta da Maria Grazia Tolomeo. L'aveva proprio richiesta espressamente. La salutiamo. Grazie, la salutiamo. Anzi, gli ricordiamo a Maria Grazia? Sì. Gli ricordiamo che il 2 e il 3 sono al San Carlo e il 6 sono allo Streller a Milano, il 6 di giugno. Tutti i piccoli teatrini off. Sì, una cosa così, teatrini off, così San Carlo, giusto a Napoli e poi. E il 6 sono allo Streller a Milano, nel mio teatro. Almeno al San Carlo, quando il vigile mi vede, lei dal San Carlo non ci può neanche passare davanti, mi spostano, mi fanno passare. Tu chiama a me, non ti preoccupare. Io però sono andato all'Augusteo. E pure io. Sì, che lì c'è o caffè o professore che sta là vicino. Esatto. Che ti porta quel caffè che tu te lo bevi e non dormi per una settimana. Esatto. È una cosa. Ah sì, Sì, denso proprio. Il cucchiaino lo metti, rimane lì, rimane dritto. 20 minuti, poi ti porta il coltello e te lo puoi mangiare a pezzi il caffè. Lo spalmi sul pane. Buono, buono. Grazie, salutiamo professore, salutiamo. Salutiamo. Consentite di salutare mia mamma, la signora sorella eccola, la consuocera e anche mia sorella Catena. Un bacio. Certo. Oggi sono qua proprio, c'è questo spicchio
di questo famiglia. Balconcino Bello Massimo dedicato. Salutiamo anche il figlio di Sara Giuseppe che si è operato oggi, legamenti crociati che fanno male. Lo so. Fanno male, poi fisioterapia e fisioterapia. 8 mesi ho fatto io. Lo so, me lo ricordo. Tutto stira, per fare una partitella. Stira e allunga. Tra l'altro era di beneficenza. Sì, infatti. Allo stadio di Cesena. Chi è che ti fece l'entrata? Ma se tu vai allo stadio di Cesena c'è una teca di vetro dove sono i miei legamenti messi là sotto, li ho sotterrati lì, Ah sì. Allo stadio di Cesena ci sono i miei legamenti. Salutiamo anche la Marina Mancini, il nostro capo. Ciao, a domani. Ciao Massimo. Ciao Fiore. Buonasera, grazie, buonasera, questa sera puntata ci saremo ancora porta a porta Cogne, con di plastico. Ancora Cogne. Ci siamo, l'impronta, Taormina, siamo tutti quanti qua. Plastiche più non posso, sì, buonasera, nei plastici, nei e plastiche. Buonasera, Giorgino, è andato. Radio